Bianca, questa mattina corteo dei Cobas e dei centri sociali, il percorso era da Piazza Antenore, seguire tutte le varie piazze, poi a un certo momento il corteo ha svoltato con il tentativo di recarsi alla sede del PD. Quali motivi della manifestazione e perché contestare la sede PD? Sì, oggi al corteo c'erano tantissimi studenti delle scuole superiori, dell'università, tantissimi precari e tantissimi anche disoccupati e il corteo è stato molto partecipato e una volta arrivati appunto alla fine del corteo autorizzato volevamo andare alla sede del PD perché in questo momento rappresenta il partito che sta dirigendo il paese e che ha appena contribuito all'approvazione del Jobs Act che fondamentalmente dà delle legittimazioni al precariato a vita per noi giovani e soprattutto anche perché è il partito che sta provando ad attuare la riforma alla buona scuola, che altro non è che l'ennesima distruzione della scuola che permette ai privati di entrare nella scuola, che permette alle scuole di diventare una sorta di azienda, e questo visto tutto in una grande ottica di sfruttamento di noi giovani, perché dalla scuola all'università agli stage formativi dopo e al lavoro di precari al quale ci condannano, noi vediamo che appunto tutto l'impianto delle varie riforme che stanno facendo è misurato su appunto questa cosa del precariato, di lavoro gratuito, lavoro a 4 euro l'ora e sfruttamento di noi giovani, e noi a questo non ci stiamo. Bianca, hai assistito anche agli scontri con la polizia, ci puoi raccontare quello che hai visto? Sì, noi come studenti, come giovani abbiamo svoltato per proseguire il corteo. Ovviamente noi non vedevamo il perché non potessimo sfilare nelle strade della nostra città e come spesso accade siamo stati bloccati, come se avessero paura che qualcuno cammini per le strade della loro città, come se avessero paura di sentire l'opinione di noi studenti, e siamo stati brutalmente caricati.